con la collaborazione di Airvas, canale YouTube Graziano Tegas, la maglia ufficiale sponriver.biz. Domenica 30 giugno si è svolto a Pozzo Maggiore il quarto palio stagionale targato Airvas. Palio che ha avuto il suo quarto vincitore dell'anno, che porta il nome di Talete Sardo e del fantino Gavino Sanna, quest'ultimo ormai considerato tra i big dell'intero mondo pagliesco. I cavalli iscritti sono stati 11, suddivisi in due batterie di selezione, nella quale si qualificavano alla finale i primi 4 classificati. Alla prima batteria hanno preso parte Regal Lady Pasquale Salis, Vittania Giuseppe Piccinu, Vanda Sandro Gessa, Zenia Zoe Simone Mereu, Zeloide Lecru, Giovanni Soggia, Talete Sardo Gavino Sanna. Già dalla batteria Talete Sardo mostra i muscoli, unico cavallo del palio ad essere interpretata a sella. Bene anche Zenia Zoe e Vanda, che assieme a Talete Sardo dominano la scena. Mentre fa fatica al canapo Regal Lady, piuttosto nevrile, ma riesce comunque a qualificarsi per la finale, nonostante una partenza da dimenticare. La seconda batteria vedeva in pista Zaira Nugoresa Pasquale Salis, Wolverine Giuseppe Piccinu, Zirigherta Peppe Urtu, Oroc Giovanni Soggia, Taci Minau Simone Fenu. Corsa che ha offerto poco da dire dal punto di vista tecnico. La rinuncia dopo circa 300 metri di gara di Taci Minau ha sancito il rilassamento tattico dei restanti 4 partecipanti, ormai sicuri dell'accesso alla finale. Tra le poche cose da sottolineare certamente la partenza fulminea di Zirigherta. La griglia di partenza della finale vedeva al canapo Regal Lady Pasquale Salis, Vanda Sandro Gessa, Zenia Zoe Simone Mereu, Talete Sardo Gavino Sanna, Zaira Nugoresa Riccardo Sulis, Wolverine Giuseppe Piccinu, Zirigherta Gianluca Fais, Oroc Giovanni Soggia. Operazioni di partenza piuttosto lunghe, caratterizzate da diverse partenze false. Quando la mossa è valida sono circa le 21:15, dove scatta in testa con astuzia Talete Sardo e Gavino Sanna, inseguiti da Zenia Zoe, Wolverine, Zirigherta e Vanda. Al primo passaggio vola via Talete Sardo, nelle mani salde di Gavino Sanna, imponendo una selezione che gli permette di accumulare vantaggio. Ci provano con grinta Vanda e Sandro Gessa, rimontando lunghezze sul battistrada, ma tutto lo sforzo viene vanificato dalla ripartenza devastante di Talete Sardo, che lascia sul posto Vanda. Nel tratto finale giù gli occhiali per Gavino Sanna, che trionfa nei più facili dei modi, secondo posto per Vanda, mentre terminano in lotta i compagni di allenamento Wolverine e Oroc a completare il quadro. Vittoria viziata dall'esperienza di Talete Sardo e di quella di Gavino Sanna. Davvero impressionante la galoppata del filo di Gallieno dai Ghent e Miriam. Sentiamo le impressioni di Gavino Sanna avvicinato nelle dopocorse dalla levatrice Teta Cadino. Cost to cost, dimmi qualcosa. No Bruno, è un cavallo esperto, un cavallo che provincia ne ha fatta tanta, sa quello che fa. È anche un cavallo di qualità secondo me. Ascolta, perché l'hai montata a sella? Perché dicono che spiccia il peso, allora non ne fa il peso che dicevano loro e l'ho buttato a sé. Differenza è poco. No, la differenza è poca, anche perché quando c'è cavallo... Questo è il quarto vincitore di quest'anno, quindi una linea abbastanza... Sì, lui è poi, mi sembra che sia anche il fratello pieno di Venere. Quindi, Sì. Cambiassero il padre. Quindi Venere ha dimostrato l'altro giorno sia in ippodromo che a Funi l'altro giorno. Lui l'ha dimostrato qua oggi. E il secondo quello che fa l'altro giorno a Sorbo è stato sfortunato, secondo me. Tu invece lo dimostri sempre, complimenti. Quando c'è cavalli che ti permettono di fare così. Allora, per la quarta tappa del circuito Airvas ha vinto Talete Sardo, la scorsa settimana a Venere. Abbiamo quella E sono fratelli, figli della stessa mamma. della levatrice, spieghiamo al pubblico. Certo. Contenta, soddisfatta? Molto soddisfatta. Molto soddisfatta di come stanno andando. Del preparatore, lo dimostra, li vediamo come sono in perfetta forma. Li vedremo duellare tra di loro nel proseguo della stagione. Può darsi anche che li metteremo in qualche corso insieme e vediamo un po' cosa fanno. Tutti e due hanno dimostrato di saper galoppare, vabbè lui Talete è un cavallo esperto, l'abbiamo visto lo scorso anno su in Toscana e nei vari pali del Giro per l'Italia. Sì. Venere invece sta iniziando. Sta iniziando, comunque ha fatto dei buoni primi, secondi piazzamenti. È sulla buona Sta andando strada. bene, insomma, è sulla buona strada pure lei. Si trova delle similitudini tra di loro oppure sono due cavalli No, diversi? sono due cavalli completamente diversi, sì. Però buoni, docili tutti e due. E quando vincono sono tutti buoni, si dice. No, pure quando non hanno vinto, dai, sono buoni lo stesso, si vede. A volte pure loro sono belle persone, non sempre sono in perfetta forma. Beh, certo.
Quindi per il momento però stiamo andando bene. Quindi Abbiamo continuità. sono tutti e due figli di Miriam. Altri prodotti di questa fattrice? Sì, ci abbiamo un altro che è un puledro, ancora c'ha un anno, ancora da domare. Quindi è fra 2 anni. Fra 2 anni quello sì. Lo vedremo in corsa nelle regolari. Sì, sì. Poi di altri non avete nulla. Altri no. Una bella razza che si è Sì, uscita. è una bella razza. è usci- Avevamo un altro che è andato male, voglio vincere, pure quello stava da Ah sì, è vero. Quello era invece la fratello della mamma. fratello della mamma, sì, zio di questi era. Sì. Quindi 2 vittorie del circuito Alba. Consecutive. Quindi contento. Vediamo alle prossime. Complimenti a voi e a Grazie. tutto il team. Grazie, grazie. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog sponriver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.